180 giorni a EIMA, siamo ormai sotto data, l'evento di oggi segna idealmente l'avvicinarsi della rassegna, siamo estremamente carichi e anche molto soddisfatti perché i numeri di EIMA sono importanti, anche l'evento di oggi lo dimostra, l'innovazione tecnologica è sempre stata un punto di forza di EIMA. Oggi sono state premiate 25 novità tecnologiche, 37 segnalazioni, a dimostrazione che l'industria innova, fa ricerca e in EIMA troveremo tanta novità di prodotto. Ecco, allora ricordiamo le date. Dal 9 al 13 novembre nel quartiere fieristico di Bologna è un appuntamento imperdibile perché EIMA quest'anno sarà veramente un'esperienza globale. E allora perché non posso mancare io imprenditore agricolo a EIMA? Non può mancare perché vede tutte le novità che le industrie hanno portato, sono 1500 perché c'è tanta specializzazione, c'è tanta diversificazione, si parla di futuro anche dell'agricoltura verso la sostenibilità, la robotica, l'elettrificazione e perché abbiamo messo in piedi anche delle iniziative di show che vogliono davvero accogliere il visitatore al meglio. Possiamo dire che l'agricoltura dei contadini non c'è più, c'è l'agricoltura dell'imprenditore agricolo che però ha il cellulare e il computer in mano. Sì, diciamo che c'è ancora l'agricoltore, un'agricoltura che si sta digitalizzando, un agricoltore evoluto. Oggi abbiamo visto 62 novità importanti di nostre aziende italiane, ed europee, mondiali, che vogliono innovare ed è la cosa più bella, sia per noi come EIMA, ma in generale per il nostro comparto. Un comparto che comunque diventa sempre più tecnologico e sempre più avanzato. Noi abbiamo di fronte una sfida enorme che si chiama sostenibilità, dobbiamo produrre più cibo, più sano, utilizzando meno risorse, sia risorse idriche ma anche risorse di fertilizzanti e di agrochimici, comunque sono dannosi per il nostro ambiente. Questo oggi per noi è una bellissima giornata in cui abbiamo fatto vedere al mondo che comunque l'industria della meccanica agricola italiana ed europea sta facendo tanto e sta progredendo tanto. Ecco, l'innovazione è fondamentale. Sì, perché è la cosa che mi interessa di più, sia chi viene a visitare la fiera, ma soprattutto chi approccia un prodotto nuovo. Le aziende agricole adesso chiedono innovazione, chiedono di essere un passo avanti. Primo, perché vogliono avere dei prodotti sempre più competitivi, perché comunque l'innovazione ha come primo obiettivo quello di ridurre i costi. E secondo, perché vogliono migliorare i propri prodotti, trattare meglio la propria filiera di produzione e produrre qualcosa che abbia meno impatto sul proprio ambiente. Innovazione e ambiente. L'ambiente è un tema molto caldo, soprattutto con quello che è l'ondata che c'è in Europa, che si chiama Part Support, o comunque tutto quello che riguarda la nuova generazione verde in Europa. Noi dobbiamo ridurre l'utilizzo di fertilizzanti e l'utilizzo di pesticidi, da un 30 al 50%. Con la tecnologia riusciamo a farlo. Dobbiamo fare anche disseminazione di idee, per cui insegnare ai nostri agricoltori, sia giovani che meno giovani, a utilizzare queste tecnologie, che sono veramente avanzate ma non così difficili da usare.